Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. In apertura la tragedia sfiorata a Pizzo Calabro, dove un'anziana è rimasta ustionata nell'incendio della sua abitazione. Il rogo scaturito da una fuga di gas nel soccorso, incidente anche per i vigili del fuoco. Vediamo. Una fuga di gas, l'esplosione, l'incendio ed una colonna di fumo che si è alzata in cielo. Panico intorno alle 7:30 del mattino a Pizzo, dove una donna di 85 anni è rimasta gravemente ferita in seguito ad un incendio divampato nella sua abitazione in via San Francesco nel pieno centro storico. L'anziana ha riportato ustioni in varie parti del corpo, alle gambe e anche al volto. Sul posto i sanitari del 118 che hanno provveduto a soccorrere la donna e trasportarla in codice rosso al pronto soccorso di Vibo Valentia. Da una prima ricostruzione pare che a causare l'incendio sia stata un'esplosione generata da una fuga di gas mentre la donna stava per accendere un fornello, probabilmente per preparare la sua colazione. Su quanto è accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione di Pizzo che attendono le risultanze dei vigili del fuoco, i quali giunti sul posto hanno dichiarato inagibile l'immobile. Al piano superiore, tra l'altro, è ubicato un B&B che è stato evacuato in via precauzionale. No, io ci abito. È scoppiato un fornello, però vabbè. Sì. Io sono arrivato qui tra i primi, che ho la casa che stiamo qui a San Francesco, ho visto innanzitutto del fumo e delle fiamme di una certa consistenza, per cui onestamente mi sono un po' preoccupato e mi sono avvicinato per vedere un po' qual era il problema, se si poteva dare una mano, perché visto che qui siamo al centro storico, le case sono ammassate, anche i vigili del fuoco sono arrivati subito, hanno avuto qualche difficoltà ad accedere proprio sul luogo. Comunque fortunatamente ho parlato anche con delle persone che erano ospiti dell'ultimo piano, una famiglia di ragazzi con un bambino che erano abbastanza tranquilli, devo dire, che spero possano recuperare qualcosa della loro. Ci sono state scene di panico, tutto si è svolto in maniera. Scene di panico ma hanno riferito, perché io non l'ho vista, della signora che ha avuto il problema direttamente, pare con le voci che si dicevano che gli sia scoppiato le fiamme sul piano cottura della cucina, cui stava preparando il caffè, penso. No, comunque le fiamme ho visto che erano abbastanza alte. E visto la conformazione del nostro paese, le case sono addossate una all'altra e devo dire che è stata una grande fortuna che la bombola non abbia avuto degli scoppi, perché sennò io sono un tecnico, un urbanista, per cui uno scoppio di una bombola di gas fa crollare. Ma siccome abbiamo ascoltato dalle testimonianze l'intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo, c'è da segnalare che proprio per questa circostanza si è verificato lungo la statale alle porte di Pizzo un incidente stradale. Una jeep del comando provinciale si è ribaltata mentre stava raggiungendo il luogo dell'incendio. Nell'incidente 2 vigili del fuoco hanno riportato contusioni in varie parti del corpo, per cui è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare i 2 all'ospedale di Vibo Valentia per accertamenti.